Ballerine a merenda. Quando Gerimo Putei arrivava de merenda l'ora, vedevo menona dalla credenza tirar fora una farsora. Da un sacchettin de tela versava, con cautela, perché non dasse dissipai, un bel pugnetto de graneti isai. La farsora de oio un poco onta, ma proprio poco poco, appena visto che l'oio in casa già era un raro acquisto, la pusava al fogo, pronta. Tutti i fioi torno guardava, sitti sitti e attenti, godendo del piacer de star qua nona intorno al fogher. Con la farsora dal calor scotava, de getto i grani sora la buttava. Né altri coi occhi impisai fora de a testa, spettavamo il punto magico de a festa. La nona remenava, ne a farsora in tondo i grani, li girava prima chieti, dopo sgonfi, scotai, infine scoppiai e per tutto saltai. Che bel veder quando, sorridendo, tirava la farsora in parte e orgogliosa ne mostrava la merenda golosa. Sti grani cresui 100 volte tanto. La parte bianca che sommeggiava a trine come le cotole delle ballerine. Qualche volta in alto scioccando, una ballerina tardiva saltava fuori della farsora e per tutti gridando, sorpresi e contenti, scioccava insieme l'allegria, parimenti. Costi grani latarioi, de panoce de una volta, la menona, donna accorta, ne donava in un momento una merenda de gran gusto ed un san divertimento.